Buongiorno da Leandro Maggi, siamo ad Adria per un vero e proprio Festival dell'Arte Bianca. La manifestazione in Piazza Bocchi con la degustazione e distribuzione gratuita di alcuni prodotti, dal pane alla pizza alla ciabatta polesana, eccetera. Dunque tanti prodotti tipici dei panificatori e degli artigiani CNA e insieme a loro gli studenti dell'alberghiero Cipriani. Preso il volo qua ad Adria, siamo con il direttore del CNA di Rovigo Padova e siamo ancora con questo binomio CNA Istituto Alberghiero. Quanto è importante per voi che seguite tutti gli artigiani seguire questi giovani che si stanno formando e saranno appunto i futuri artigiani del nostro Veneto e dell'Italia in genere? È molto importante perché con queste iniziative portiamo in piazza il lavoro dei ragazzi, sono ragazzi che hanno grande passione, mettono grande impegno ogni giorno nella scuola e oggi hanno portato appunto nel piatto per i cittadini di Adria la loro produzione che hanno fatto insieme a degli artigiani, a degli imprenditori della CNA che si sono prestati per un giorno a fare gli insegnanti e a trasmettere la magia bianca, la magia dell'arte bianca come l'abbiamo chiamata anche ai ragazzi, ai più giovani che hanno dimostrato grande passione. Spesso si dice che i giovani non hanno voglia, non si impegnano, invece oggi vediamo come se presi per il verso giusto sanno mettere grande voglia di fare, grande passione, grande attenzione alle piccole cose e alle cose importanti, per cui è un bel modo di guardare al futuro. Un momento particolarmente difficile per l'Italia, stanno arrivando bollette improponibili eccetera. Riuscite voi del CNA a trasmettere la fiducia di rimettersi in proprio a questi ragazzi che fra poco affronteranno la vita normale dopo la scuola? Allora, fare l'imprenditore oggi è vero, può sembrare molto difficile, ma se si ha passione e determinazione si può farlo anche oggi, perché si possono avere delle belle soddisfazioni professionali e quindi raggiungere dei risultati, fare delle cose molto belle e importanti e si possono avere anche dei risultati economici. Certo, bisogna avere un po' di pazienza, bisogna imparare bene una professione perché il primo segreto dell'artigiano è saper fare bene il proprio lavoro.